Ragazzi, buongiorno, bentornati in questo terzo episodio ormai di questa nuova serie. Ragazzi, oggi sono povero, lo potete dedurre dai soldi in alto a destra, però ho fatto anche paglia e fieno, dato che mancava un bel po' di fieno. Ho dato dentro con la finagione, da come si può dedurre. Ragazzi, sto trebbiando. Non so se si nota. Sto effettivamente stoccando via l'orzo, dato che ho fatto tutto orzo tranne questo campo qua. Fatemi spegnere questo, magari. Sì. Devo fare un po' di ordine, però il 6R l'ho usato per imballare. Il same adesso, beh, lo cacciamo qua temporaneamente. Mentre il merlo, anche lui, qua. E ragazzi, adesso vi starete chiedendo, come mai sei povero? Lo avete già visto in lontananza, forse. E non vi faccio altri spoiler, ragazzi, ho cambiato trebbia. Mi è costata una fucilata, letteralmente. Difatti, le vacche e le pecore hanno prodotto come non so mai. E sì, ho preso la S7 e ho venduto la Massey. Sono povero, cazzo. E ho messo anche, effettivamente, non l'estensione, ma un nuovo serbatoio per i liquami qua. L'ho fatto prima metterlo qua, non è perfetto, perché non è perfetto, però l'ho coperto con 2 o 3 cespugli, non vede nessuno. Vabbè, qua c'è anche il Massi, non so se l'avete visto l'ultimo volta, non mi sa no. L'ho preso nuovo 690T, con cui ci ho fatto anche le diserbature colardi, quella da 12 quintali, mamma. Altro che parachino farm. Col Massi al limite delle penne, madonna mia. Comunque, ho trabiato tutti i campi di orzo, in teoria. Aspetta, fatemi vedere. Allora, questo l'ho fatto, questo. Sì, manca solo 51 e 52. 51 e 52 adesso vado a prendere prima di tutto il 728, dato che anche lui è sotto. Ragazzi, adesso si fa andare un nuovo acquisto, dato che ormai la Massey era diventata piccola con una barra di 7,6 m. Sì, effettivamente era diventata tanto piccola come macchina la Massey. Comunque, ragazzi, vi colgo l'occasione per farvi vedere anche una cosa di questo. No, Brunter, di questo Crampe. Ah, eh, come non ho accesso? Cacchio, è vero. Vabbè, lo scarico indietro. E anche lo scarico, eccolo qua, a sinistra. L'ho scoperto oggi. Addirittura lo scarico a sinistra. Io vi giuro, pensavo non ci fosse lo scarico solo a sinistra. Pensavo ci fosse solo quello dietro il portello cereali. Invece anche quella a sinistra. Super figo. Io l'ho scoperto oggi, ragazzi. Troppo bello. Pensavo davvero non ci fosse. Comunque. Sì, effettivamente. È venuta bene la zona perché ho messo gli alberi lungo qua. Ho fatto una stradina. Qua ho messo la vasca e ci ho buttato dentro 80.000, sì, 80.000 per ora. E in stalla ce ne sono un altri, aspettate che guardo. 53.000, quindi ragazzi, ne hanno le vacche, ne hanno. Paglia ne abbiamo già fatto un bel po', quindi adesso la maciniamo. Fuoco alle polveri. Anzi, no, aspetta. No, meglio di no. Perché qua è tutto infiammabile. Meglio che non prenda fuoco l'S7 nuovo, se no io vado in bancarotta. Cioè, ragazzi, l'ho usata. Allora, ho fatto praticamente. Ehm, Aspettate, eh. Cruise.
ho fatto praticamente il 45 e un po' di 43-42 e già che avevo i soldi perché avevo venduto un bordello di roba, mi sono detto ok dai prendiamola. Poi ho venduto anche la Gregoire, questa qua, aspetta, anche grazie a quello mi sono ricavato fuori un po' di soldi, di indini. Cioè, ho venduto la Gregoire perché effettivamente non è che non è che mi serva una macchina full option come quella. L'ho pagata 300.000 praticamente. Semmai vado ad acquistarmi l'aereo, la Grape Liner. A meno che non esca la mode la vendemmo in manuale, ma semmai ragazzi vado ad acquistarmi l'aereo Grape Liner, dato che è 240.000, sì, 240.000 rispetto ai quasi 300.000 full accessoriata, se non anche a 310.000 della Gregoire, della Gregory. Vabbè, ragazzi, qua adesso sì che si viaggia. E come se si viaggia poi con la GPS. Che comodità. Una comodità assurda. E in tutto questo comunque ragazzi, se vedete mezzogiorno e 57, io devo ancora mangiare. Sì, sto registrando prima di mangiare. C'entra anche il fatto che mi sono svegliato alle 9, ma va bene, quello non importa. Vabbè. Comunque rende davvero tanto nel quantitativo di semenza, cioè di prodotto effettivamente, ma paglia mica tanta. Ho fatto praticamente... Ragazzi, ho fatto il 45, tutto questo a paglia, è venuta fuori solo quella paglia là che avete visto. Sotto il capannone. Tappotos. E adesso come adesso viene usata poco, eh. Ho fatto balloni da 180, quindi sinceramente posso anche non farne altra di paglia, dato che lì è anche il posto del merlo e dopo non c'è più spazio. E comunque ragazzi, ridendo e scherzando, io pensavo, ma sì, adesso che ho fatto l'ala nuova dell'azienda, ma sì, cosa vuoi che c'entri? No, che miseria, ci starà tutto dentro, vero? Sì, sì, ci starà tutto quanto dentro, dentro la nuova ala come sui capannoni a manetta, sì, sì. Non ho neanche posto per mettere gli attrezzi in azienda, porca troia. E la barra della trebbia, anche quella non so se ce la farò stare. Va a finire che davvero ragazzi mi tocca mettere via un altro mezzo milioncino prima di acquistare il 54 e espandermi fino al laghetto praticamente, Va a finire che succede davvero, non per dire, non sto scherzando. Ovvio, viene fuori una bella roba perché se viene fuori come qua, siamo a cavallo. E l'unica è se più che altro se espando ancora l'azienda, ho messo le capre. Allora, là ho messo le vacche, qua ho messo le capre. Se espando ancora l'azienda, cosa faccio? Non metto altre capre, perché altre vacche, ragazzi, non lo so. Perché, cioè, allora, potrei farle, perché potrei farlo. Però dovrei mettere sempre la stalla piccola, perché io 800.000 per la stalla grande non ce li ho. E quindi dovrei mettere la stalla, quella lì, piccola. E questa è un po'... È un po' dura da mandare giù, eh. Se la metterò penso come questa delle pecore. Qua, recinto verso il campo e... Sì, e via. La metterò girato così col carro miscelatore. Faccio come sono, come ho messo il massimo. Faccio così avanti e indietro. E il liquame lo cavo fuori da là.
Cioè, comunque, adesso come adesso non mi conviene fare un'altra ala adesso. Magari se vedo, ragazzi, che magari prima compro 54 e poi se vedo che servono altri mezzi, potrei semplicemente prendere e allargare ancora la storia, perché andrebbe fatto, non lo nego che andrebbe fatto. Però chi è che tira tutto? Aspettate che vi faccio vedere una cosa. Grazie, farming. Sì, vabbè, comunque la mappa di base del gioco è davvero piccola rispetto a una 8x che vorrei praticamente fare la... Sì, vorrei fare la 8... una mappa 8x, la mappa, quella del mezzone, dovrebbe essere una 8x per prendere più o meno la zona che mi interessa. Comunque, a parte gli scherzi, magari qua va un pelo abbassato e ci siamo. Ma tirare tutto a livello fino a qua. Quanta terra ci va? Fino a qua. Qua la strada, tirare tutto a livello. Ma scemo? Comunque, sì, verrebbe fuori una 8x, sì, verrebbe fuori una mappa 8x, letteralmente, prendendo anche un po' di campi, sì, tutta la città praticamente, poi altri vari paesini, varie, tante aziende. Sì, verrebbe fuori, sì dai, verrebbe fuori una bella cosa. L'unica è che, ragazzi, una mappa 8x è gigante. Sto avendo anche problemi con Gens Editor e davvero avevo anche pensato di mettermi a modellare, almeno fare i monti, la vallata, ma ragazzi, non sono buono perché da quanto è grande la 8x non ci riesco a lavorare. Letteralmente la telecamera non va abbastanza su per fare i monti. I monti, la vallata, sì. Poi sarebbe meglio, qua lo dico, sarebbe meglio che riuscissi a importare il 3D da Google, tipo, no, sì, da Earth. Sarebbe meglio riuscissi a importare il 3D da Earth e cacciarlo direttamente sulla mappa, cioè su Giants Editor, e poi io mettere alberi, case, casette. O provare così, se no provare con mettere tipo la mappa su Blender, così da fare tutte le casette, edifici e roba varia, e poi importarle su Giants Editor, anche se non lo so se è fattibile, perché ho visto che con Blender Madonna sta gola. Con Blender sì, effettivamente viene fuori una bella roba, perché, ragazzi, con Blender ho visto dei vari video tutorial, si riesce a importare da Earth, mi pare, no, sì, da Earth, molto facilmente. L'unica è che non so se poi quella mappa lì, almeno il 3D del terreno nelle montagne, almeno quello, riuscire a importarlo in gioco sarebbe bello, perché poi il resto posso anche svilupparlo io. L'unica sono effettivamente gli edifici, dato che dovrei rifarli tutti io da zero, e su quell'aspetto non sono capace. Mi dovrei appoggiare tipo a Leo Leo, dato che fa davvero degli ottimi edifici. Mi dovrei appoggiare tipo a Leo Leo e far la mappa così. Sì, a Leo Leo mi dovrei appoggiare, oppure Agropiave anche, giusto? Per modellare, sì, per modellare gli edifici e far saltare fuori una roba carina, perché se no, cioè, ragazzi, effettivamente sono gli edifici lì che danno il carattere alla zona, oltre che i campi, le zone e tutto, ma lì sono gli edifici che fanno una grossa parte. Sì, no, sarebbe brutto non poter mettere effettivamente gli edifici insieme.
Poi è una mappa 8x8, quindi ce ne vorrebbe, ovvio, quello sicuro. Però è quel che è. Poi è vero che all'inizio potrei anche partire con solo una mappa 4x. Sì, è vero che potrei partire all'inizio con anche solo una mappa 4x e fare con molta calma. eh, Molta calma. Sì, potrei fare una mappa 4x e basta, per farla uno per uno come le mappe base di farming. Farle un chilometro per un chilometro, no. Assolutamente no, perché prenderei l'azienda, due o tre campi e basta. E sarebbe già finita. Io invece voglio prendere anche Sossano comunque e, e anche i campi che abbiamo dall'altra parte del monte. Quindi sarebbe difficile, ve lo dico. Farla solo uno per uno, un chilometro per un chilometro, come le mappe normali di farming, sarebbe una bestemmia. Andrei a snaturare totalmente il concetto. Quindi almeno con una 4x vorrei partire. E ovvio, rilasciarlo al pubblico, dato che non voglio, odio le mod private, le ho sempre odiate e se faccio un lavoro vorrei darlo al pubblico. Però io adesso come adesso non ho i mezzi, ragazzi, quindi se c'è qualcuno che sa fare mappe, mi scriva pure, mi scriva su Instagram, magari sotto questo video lascio l'Instagram mio, o comunque fatemi un commento che poi io vi rispondo e ditemi che volete collaborare, volete darmi una mano. Comunque io, se mi date una mano col 3D del terreno, importarlo su effettivamente su Chance Editor, poi io sono quasi a posto. L'unica sono gli edifici che mi serve una mano a fare il 3D. Poi per mettere erba, piante, colorare, fare i fossili, posso farlo tutto io. Tanto mi basta un attimo prendere la mano con Chance Editor. Anche le strade, quelle cose là, se c'è da mettere il 3D lo importo in teoria, o comunque lo creiamo insieme e sì, e poi lo cacciamo dentro comunque. Sotto l'aspetto di mettere alberi, fare l'ambientazione là, quello posso farlo anch'io. Cioè, quello posso farlo anche solo io, non è il problema. Il problema più grosso sarebbe scrivere giù l'XML della mappa, le colture, magari mettere tipo come sulla Nord Est il sorgo da trinciato, dato che dalle mie parti si fa tanto. E effettivamente sì, effettivamente buttar giù anche la mappa, quella cosa. Beh, la mappa si può prendere da Earth direttamente, senza farla stilizzata. Dato che sarebbe anche una rappresentazione che mi piace di più. Allora, non prendetela a male. Mi piace la rappresentazione così che ha fatto Jans, un po' stilizzata. Però starebbe tanto meglio, prendere da Earth la mappa reale, siamo a posto. Sovrapporla bene, sì, poi siamo a posto. Ecco, comunque sì ragazzi, l'unica sarebbe che mi servirebbe davvero una mano con XML, colture e il 3D effettivamente del terreno. Poi il resto me lo posso cavare io. O comunque se siete interessati a collaborare si fa insieme, giustamente, dato che andiamo insieme, dato che fate la collaborazione, no, vi posso anche dare una mano se mi insegnate un attimo come, io posso sempre esserci. Poi il corso più grande è 3D XML, quello, dato che io non ci so fare purtroppo con quelle cose lì. Poi buttare giù l'erba, gli alberi, sistemare, quello lo so fare. L'unica è quella lì. L'unica effettivamente è quella lì, perché stare a modellare tutto il terreno 3D
A mano non so quanto sia facile, ve lo dico. Non so davvero quanto sia facile perché... Com'è che si dice? Sì, non è mica piccola la zona, sono 8 km per 8, comunque anche solo facendola semplice 4 km per 4 ci sono aspirità, montagne, fossi, fossetti e sarebbe difficile modellarlo tutto a mano, sarebbe un bel cruccio. Ovvio, si potrebbe fare, l'unica è che su Chance Editor non puoi andare abbastanza in su per fare, per fare come si deve il colle più che altro, perché è una collina, detta francamente, è più una collina. Sì, che poi ci gira attorno la valle e sì, ci gira attorno tutti i campi e poi una buona parte della mappa 4x4 verrebbe fuori vabbè, Sossano e la Valliona, quello. Poi sì, altro non verrebbe tanto fuori, forse un pelo di campi fuori da Sossano, i campi dalla parte al di là della Valliona. Sì, verrebbe fuori qualcosa comunque, ma modellarla a mano, secondo me almeno, secondo me è fuori dal normale come... Cioè, non è proprio fattibile modellarla a mano, secondo me. Poi, se mi dite, guarda, è fattibile, però non è facile, e dico, va bene, però da solo non ce la posso fare, dato che le conoscenze non le ho. Fatemi un commento se ci sapete fare, anche a tempo perso, ragazzi, non così dato che... Cioè, non come lavoro proprio effettivo, anche a tempo perso va bene. Mi basta, a me andrebbe bene lavorarci anche 3 giorni a settimana, top, 2, per buttarla là. Solo che vorrei farla perché mi rode che non esce effettivamente la Nord-Est End, o comunque che ci lavora a tempo perso e non si sa quando arriva. Quello più che altro. Poi verrebbe fuori una serie davvero, una mega serie con la mappa effettiva, ragazzi, ve lo giuro. Verrebbe fuori una signora serie, dato che quella mappa, anche sotto un aspetto di gameplay, sarebbe davvero molto bella e interessante, anche dato che ci sono dei bei paesaggi, sinceramente. Quindi sì. Vabbè, comunque, finendo di fantasticare sulla mappa che vorrei fare, finendo di fantasticare, andiamo avanti con le trebbiature. Poi, ragazzi, avete visto la farm com'è venuta? Sia nel 22 che in questo 25 avete visto comunque un po' come lavoro. Quindi sto attento ai dettagli, quello, l'altro, st'altro. Quindi la mappa verrebbe... Aspettatemi un attimo a vedere, Qua ci ho messo un livello di dettaglio che più di così non si può con sì, con l'editor del gioco. Poi se con Jans Editor si riesce a fare robe ancora più precise, meglio. Sarò sincero, anche meglio. Sì, anche meglio. Dato che se col solo editor del gioco ho fatto una roba del genere, con Jans Editor ci potrei tirare fuori tante robe. Tante robe interessanti, anche fossi, fossetti e tutte quelle cose là, fidatevi. Stavo pensando anche una cosa. Sarebbe più grande della esempio di una come peso. Sarebbe molto più pesante di una mappa di Edo tipo.
Esempio la... non la Land of Italy, quella del 19 che è stata riportata nel 22. Vabbè, mi è scappato il nome. Cos'era? Tipo quella là 2 giga? Sì. Quella era tipo 2 giga. 3 forse. O 1 giga e mezzo. Sì, mi sa che salterebbe fuori tipo 4 giga di mappa. Dato che 4 per... fatta comunque con i dettagli... anche forse più dettagli della Nord-Est End... penso che salterebbe fuori 4 giga di mappa. Però ragazzi, sarebbe una signora mappa, quello sicuro. Fidatevi. Perché sul 22 l'ho rappresentato totalmente fuori scala come dimensione dei campi e effettivamente dimensione anche della via Caboia, se vi ricordate della via quella per entrare in azienda. Quella era nulla, è effettivamente è nulla in confronto a quella reale, tanto che sarà tipo 400 metri solo di stradina bianca, anzi 500 mettiamo. Quindi sì, l'ho rappresentata molto fuori fuoco, però non avevo le dimensioni sotto mano. Per questo 25 prenderò le misure effettive, quindi speriamo bene di riuscire a mandare in porto sto progetto, ragazzi. E se conoscete qualcuno interessato a collaborare, comunque mandategli il video e domandategli se è interessato, perché nel 22 avevo quest'idea che mi balenava in testa davvero da tanto, però non avevo effettivamente no, in mente, non avevo effettivamente le conoscenze. In questo 25 ho già sperimentato molto di più con Jans Editor, e smanettato un po', e vorrei realizzarla. Sono passate quanto? Un mese ormai, ragazzi, da quanto è uscito il 25? Sì, ormai è un mese. Quindi non vorrei aspettare di iniziarla tipo già a metà farming o oltre. Vorrei iniziarla il prima possibile. Così giustamente potrebbe uscire molto prima, ovvio. E specialmente, dico una cosa, non voglio assolutamente, come si dice, non voglio assolutamente lasciare la mappa che si perde indietro nei farming, voglio portarla avanti per 3-4 farming. O comunque il più possibile, dato che mi piace molto. Cioè si potrebbe tirare fuori anche solo così, solo in questa mappa, ragazzi, potrei tirarci fuori nella mia zona 3 se non 4 serie diverse. Una da terzista, una da... sì, una da, da azienda vitivinicola. No, aspetta. Sì, anche solo da azienda vitivinicola. Una... una terzista, vabbè, la serie, quella lì della azienda mia. Un'altra serie di un'altra azienda. Una serie dove teniamo puliti i fossi, magari sì, ci possiamo intersecare una roba tipo APV, sì, si potrebbe fare anche quello. Tipo comune. Ragazzi, salterebbe fuori tante belle cose. E soprattutto il consorzio, ragazzi, c'è già. Il consorzio c'è già ed è un'ottima cosa questa.
E vi dico subito una cosa, non so se ci sarà per console, dato che penso ci sarà solo per PC, dato che sarà molto pesante come mappa. Quindi mi sa che lo farò solo per PC, penso, eh. Non è detto, perché non è detto, non vi... non iniziate subito a dire, ma questo è l'altro stalt, perché non è detto. Io dico che forse la farò solo per PC. Spererei di poterla portare anche agli amici da console, ma la vedo molto dura, dato che potrei buttarci dentro anche il multifruit, forse. Sarà tutto da vedere. Adesso ragazzi siamo ancora un mese uscito. Ah, sì, praticamente un mese che è uscito Farming. E... e... sì, bisogna fare con calma. Bisogna andare con calma e vedere prima di trovare gli appoggi e poi dire effettivamente lavoro alla mappa e è andato in porto. Per adesso è tutta un'opinione, per adesso è tutte parole mie, il cui spero davvero di poter realizzare, perché sarebbe oro che cola. Ah, ok, no, allora tutto animato, bene. Vabbè, oh, ridendo e scherzando abbiamo già fatto un'ora e tre sulla JJ qua. E brava S7. Che io ragazzi questa l'ho vista anche ad Eima. Bella, davvero bella. L'unica è... L'unica è... come si dice? È il tubo che... È davvero grosso come imbocco, porca troia. È gigante. L'unica che mi piaceva di più l'imbocco della serie vecchia. Del tubo. Nelle vecchie S7. Eh sì, buonanotte, delle vecchie S790, 780 o 770. Questa ha più un imbucco rettangolare. Preferivo le altre che avevano l'imbocco del... no, l'imbuco. L'imbocco del tubo più tondo, sinceramente. E comunque ragazzi ve lo dico, ho comprato Construction, solo che sono già tanto avanti, quindi non partiremo da zero comunque. Potrei fare un nuovo profilo e partire da zero, sì, potrei, perché potrei. L'unica è... L'unica che non so se ne varrebbe, porco Giuda, se ne varrebbe la pena come serie, non so se la seguiresti tanto. Quello più che altro. È l'unico cruccio. Vabbè, fan pieno adesso. Andiamo direttamente sul Michelin. Sì, buonanotte Michelin. Il crampe. Cosa che nella realtà avrei già sfasciato la plastica e basta. Forse rotta la bandella lì, la letta. Dato che queste barre, se non sbaglio... Aspetta, quella della CR11 è plasticone. Sì, anche questa mi sa che è plasticone. Io l'ho vista con la barra da frumento, però era recintata. La S7, quella fuori da EIMA. Ed era la 900, mi sa, sì. Quindi non ho potuto toccare effettivamente se era plastico o ferro. La CR11 è tutto plasticone, ma vabbè, quello si sapeva. E aveva una barra da 15 metri. No, 15 o 18? Non me lo ricordo. So che comunque aveva una barra gigantesca, Dio buono. Altro che questa 10 metri qua. Sì, McDonald's era la barra. Che mi pare strano. Ragazzi, ho visto delle McDonald's in Veneto. Io pensavo fosse un marchio solo americano. E che comunque in Italia qua non vendesse tanto. E invece ho visto più di una McDonald's verso il bolognese.
No. Sì, verso il bolognese, era giù quelle parti là. Comunque, dove c'è più... dove ci sono macchine effettivamente più grosse qua che dalle parti mie. E sì, ho visto una McDonald's da 10 metri, o era 7 metri, no, sarà stata una 10 metri, qualcosa. Io non mi aspettavo che McDonald's facesse barre anche per l'Italia. Pensavo le facesse solo per l'America e invece, vabbè. Vabbè, a Deima c'era anche il Merlo col primo telescopico. Mamma, che razza di casselotto. Però era bello, eh. Tutto ferro. Scommetto che quello lì un giro di chiave va ancora in moto. Magari olio, gasolio e... pulita i filtri, magari controllare che gli iniettori non siano intasati e basta. Quello va in moto. Per me. E che cacchio, continuo a sbagliarmi col tasto. Boh, ragazzi, campo è finito praticamente. Potrei anche acquistare il 53 più avanti, difatti lo farò. Però per ora... Madonna, si va avanti così. Altri soldi da spendere non ce ne sono per ora, quindi si va avanti con quel che sia. Come mai? Hanno sbagliato il fill type, ottimo. Aspetta. Bella, hanno messo il fine corsa. Sentiamo se l'hanno messo anche in chiusura. Sì, bello. Hanno reso tutto molto più animato. Comunque è venuto fuori tipo 8 rimorchi. No, aspetta, 2, 4... 4 rimorchi, 5 rimorchi sono venuti fuori, mi sa, ragazzi. Senti che sound del 690 turbo. Mamma che robetta sto Massey. Parecchino farma prova nel dubbio. Bravo, bravo Blauea. Blauagen Modding, bravo, bravo. Boh. Chiudiamo la macchina. Aspetta, ma slitta tipo il retro? Sì. Bene. Che minimo prepotente. Bella, bella, bella. Non l'ho mai sentita in moto purtroppo l'S7. L'ho solo vista però. Beh, ho anche visto un aratro da scasso che tipo era alto... Che tipo l'ala era alta quasi 1,50 m. E io sono 1,80 m, quindi mi arrivava tipo alla pancia. Sono un po' più in su. Tipo al petto. Dio boh, non ho neanche fatto caso che davvero è troppo grande qua. La S7 per passare. Devo allargare sì, quegli olivi, buonanotte. Devo assolutamente allargare quei ciliegi lì, ragazzi. Adesso lo facciamo insieme, mi sa. Adesso lo facciamo insieme anche. Mettiamo via tutto l'orzo. Trinciamo quei ciliegi lì e li allarghiamo e basta. Oh, salimi sulla trebbia. Porco! Oh! Che cazzo! Non farmi arrabbiare. Madonna mia. Che figura che fa sta macchina qua. L'unica è, non so se la barra ci sta qua. Vabbè. Sto spannocchiatore andrà cambiato con un 12 figlie. Assolutamente. Assolutamente. Boh, salva ora. Ah, aspetta, è vero, fammi vedere le mucche se hanno bisogno... No, sono a posto.
Mamma mia, aiuto. Non so se la barra ci sta, ragazzi. Ho i miei dubbi, ovvio, abbiamo tipo 100 quintali che girano e 63 quintali di barra che si deve trainare i 90 cavalli. No, 80 cavalli. Quanti cavalli era il Massey? Porca miseria. Hanno fatto una cagata qua comunque. Fa davvero schifo trovare i mezzi adesso. Merlo. Dove cazzo? Merlo, eccolo qua. 90 cavalli, sì. Il problema è che però non è un 90 cavalli 4x4. Il problema è che è 2UD. È quello il problema più grosso, oddio. No, non ha neanche l'attacco davanti sulle zavorre, porco Giuda. Niente, sono fregato, ragazzi. Devo cavargli le zavorre al massi perché non riesco a parcheggiare la barra, se no. Ho esagerato, sì. E voi mi starete chiedendo adesso, come mai ti stai portando in giro la barra? Perché sono un pirlo, effettivamente, potevo anche staccarla là. Eh sì, questo mangime minerale l'avevo preso perché avevo finito la paglia. E per tirare avanti ho comprato un po' di mangime minerale, ho fatto la razione con quello. Che mini metto, ragazzi. No. Vabbè, li lascio sulle strette. No, sono a posto almeno. Bello, bello, un giro di chiave va. Avanti. Top. Adesso un 30... Aspetta. 3,5 tonnellate, 35 quintali di trattore che tirano 63 quintali di carrello. Bello. Ma sono bestemmie comunque. Adesso mettere via sta bestia di barra qua sono bestemmie, tonanti anche. Aiuto, aiuto, perché mi sono fatto le cose più difficili? Perché mi sono fatto le cose più difficili, cazzo. Ho fatto le cose più difficili di quanto serviva, cazzo. A mettere il capannone cosacco, la barra... Vabbè. Tutta storta. Allora, dai. Modalità pro. Adesso via che urtiamo dentro la barra. Ok, ho già capito che davanti non gira un cazzo. Cioè non ha niente di snodo. Molto bene. Ragazzi, vi giuro che non ho mai guidato un trattore, quindi questa esperienza l'ho fatta tutta su farming. A far retro coi rallati. Tutti i tipi di rallati. Allora... No. Massa avanti. No, più che altro dovrei tenere il culo della barra un po' più attaccato ai paloni. Vediamo se sono buono. Non troppo. Ecco, là dovrebbe andare. No, massa. Neanche a farla apposta. Ah, ve lo giuro, è la prima volta che butto dentro sto carrello.
Non è che l'ho mai buttato dentro qua come prova. Sto facendo tutto in diretta e quindi se mi vedete fare fail è proprio perché li sto facendo in diretta con voi. Dato che voglio fare il meno sforzo possibile, non taglio neanche i video. Ah, ok, qua è fuori però. Non già capito. Ah! Cazzo! Era abituato con la massa che era 30 volte più corta. Sta a dire una bestia, vacca boia. È gigante come macchina. L'idro, ok. Ho fatto il pelo all'idropulitrice. Mamma che ridere. Ehi là. Una S7 con una... cosa cazzo era? Una 6 file? Sì. Vacca boia, una 6 file. Ah, vero, praticamente come a Eima, ragazzi. Che c'era una S7 con una Geringoff. Verde, 6 file. Ridicola a dir poco. Non l'S7, ma la Geringoff sotto quella John Deere lì era ridicola. Lì ci va almeno una 12 file, cazzo. Era anche una S7 900. No, scusate, no, la S7. La T 600 qualcosa. Quella nuova, comunque. Era un pelo ridicola. Una 6 file. Cioè, ok che è una T, però la porta tranquillamente una 12 file. O una comunque un pelo più grossa. Adesso non so che format fanno. Se fanno 6, 12 e 18. Perché non me li ricordo, Basta, così siamo già contro i balloni. A posto. Comunque lo spannocchiatore lì lo potrei anche vendere, dato che per ora manco lo uso. No, 9008 ho capito che hai fame di silato, ma aspetta. E ne hai già fatto 1.000.000 praticamente lì tra le due trincee. Beh, per adesso la caccio qua e è morta lì, dai. Non fatelo mai a casa se dei terzisti o spaccate Gardani e tutto. Ma va bene uguale. Qua siamo su farming e lo posso fare. Nella realtà, se provi a spingere la barra così, sfondi i Gardani e anche la bocca della trebbia. Ottimo. A posto. E questa è sistemata. Ora, già che ho il 690, io ragazzi sarò sincerissimo con voi. Io prendo questo e macino quei due ciliegi lì. Oilla! Ok. Non avevo fatto caso che era troppo pesante. Dato che ho visto, ma sì dai, l'ha tirato su con una facilità estrema. Mi sono detto, ok dai, e invece... Ecco, io praticamente con la botte, ragazzi, ero così. Con la botte carica a metà, 6 quintali e 5 d'acqua dentro, cioè 650, cioè 650 litri. Era così praticamente, al limite delle penne. Anzi peggio, perché così non si alza la ruota, si freno, mentre se frenavi il retro si alzavano, quindi sì. E questo è il rimorchio per il latte, dato che ormai il Farmtech là, poverino, era finito. ...90 cavalli per farlo andare, ce li ha tutti. L'unica è il peso che grava un pelo. So che andrebbe presa la trincia forestale, ma io ho questo e uso questo.
L'avevo comprato apposta, proprio per fare sti lavori. Finché non esce la mappa Object Hider, io mi sono preso sto prinot qua per fare tutti sti lavori e vabbè anche cavare le ceppaie degli alberi. Adesso c'è la Lumberjack e non ho più problemi per le ceppaie quelle grosse. Fatalità. Ragazzi, la Lumberjack mi ha salvato perché io cioè è uscita praticamente quando avevo tolto un albero di quelli talmente grossi che con la trince non riuscivi manco a macinare il ceppo. Quindi sì, la Lumberjack mi ha salvato. È uscita proprio quel giorno ed era proprio dove ho messo il primo albero qua. E adesso sapete cos'è che faccio? Mi levo anche questi due ciliegi qua in mezzo dei maroni. O se no, anzi, faccio solo il primo. Così lo sposto più in là. Anzi ragazzi, dato che il video sta andando per le lunghe, io macino questi ciliegi e i rimorchi me li metto via io off camera tranquillamente, dato che si potrebbe vedere qualche fail, giusto qualche fail nel mettere via l'orto sotto l'acqua, il rimorchio che tipo mi interra il trattore sottoterra, ma va bene. Quindi ragazzi, io non mi ricordo da che ora stiamo registrando. Mezzogiorno e 57, 13 e 42, quindi saranno 40 minuti? 42? Faccio schifo in matematica su un discalculico ragazzi, quindi 57. Sì, saremo a un'ora ormai, penso. Così a occhio, contando magari il 57 un'ora, sì, saremo ormai quasi un'ora. Se non 50 minuti buoni. O meno. Perché 40 minuti non sono giusti 40 minuti. Saremo a 30... 40... Saremo a 40 minuti forse adesso esatti, sono le 43. Abbiamo fatto le 57. Saremo sì sui 30 minuti esatti, più o meno. E io non ho un timer sotto mano, quindi ragazzi non posso farci tanto. Io li dovrei mettere distanti come qua, vedete? E dopo vado anche a mangiare che c'ho una fame bestia, allora. Uno. E una 2 direttamente. Qua 1 2 3 basta. Sì, basta. 3 così distanti e basta. Qua non metto niente, a posto. Sistemata anche questa ragazzi, dato che ogni volta per girare qua, entrare qua era una bestemmia. Proprio perché c'era il ciliegio in mezzo e troppo attaccato, quindi super top. Ma questo cosa ci fa qua? Dovrebbero stare al negozio. Non mi ricordo perché l'ho portato qua ragazzi. Dovevano stare al negozio di solito questi. Attaccato all'officina quella che ho ristrutturato, se vi ricordate che vi avevo fatto vedere.
Buona. Oi là. Fatto cazzata. Sì, mi sono piantato su per il palo della luce, ottimo. No, aspetta, no, palo della luce, supera il lampione. Fastidio. Bene. A posto. E anche questo è sistemato. Ora devo menare tutto l'orzo a casa. Dio mio. Vabbè, comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi, mi raccomando. Se volete darmi una mano a collaborare con la mappa o conoscete qualcuno che è interessato, scrivetemi o girategli il mio Instagram, che è il mio Instagram, che o vi lascio in descrizione o ve lo dico adesso, e vi dico adesso a, così a voce: Gabri-357YT, no, come in minuscolo, però con l'YT e il trattino basso su Instagram. Ragazzi, detto questo, ci vediamo in un prossimo video in cui vediamo cosa fare, perché non lo so neanch'io. Alla prossima!